Rieccoci a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il direttore generale della Sanità del Veneto, il dottor Luciano Flor, che lo ringrazio perché oggi in questo periodo delle giornate davvero intense, il pomeriggio alle conferenze stampe con la stampa appunto alla Protezione Civile a Marghera e a mille impegni ovviamente tutto quello che sta succedendo, e ho trovato il tempo anche per venirmi a trovare, anche per fare chiarezza, per spiegare al grande pubblico ovviamente com'è la situazione sanitaria nel Veneto. Andiamo a vedere il servizio per quanto riguarda i vaccini in Veneto, facciamo il punto in questo servizio di Denis Maran. La luce in fondo al tunnel, la vera arma che abbiamo per sconfiggere il virus. La più grande campagna vaccinale della storia è cominciata anche in Veneto il 27 dicembre, giorno in cui sono arrivati in regione le prime dosi, seguite poi da forniture settimanali con le quali immunizzare in primo luogo operatori sanitari e personale delle case di riposo. Obiettivo dichiarato dal presidente Zaia è quello di riuscire a vaccinare la totalità dei veneti che aderiranno entro la fine del mese di settembre, con la speranza però di completare il tutto addirittura in 4 o 5 mesi, nel caso in cui dovessero aumentare le forniture di dosi. Ad oggi in Veneto sono arrivate 116.900 dosi, l'8,3% del 1.400.000 consegnate a livello nazionale. La regione è al sesto posto per dosi ricevute, dietro a Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte, ma è al terzo posto per persone già vaccinate, 80.440, dietro solo a Lombardia ed Emilia-Romagna, ed è terza in classifica anche per percentuale di dosi somministrate, 68,8%, dietro a Campania ed Umbria. Al momento sono più le donne in Veneto ad aver ricevuto la prima dose del vaccino, 55.998 contro i 24.442 uomini, e la fascia d'età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita dalla fascia 40-49 e da quella 30-39. Di gran lunga la categoria ad aver ricevuto più vaccinazioni è stata quella degli operatori sanitari, 58.299 persone, seguita dagli ospiti delle strutture residenziali, 12.290, e dal personale non sanitario, 9.851 persone. Chiedo alla regia, mi può far vedere, molte più donne che gli uomini sono state vaccinate, 55.000, gli uomini 22.000, è casuale questo numero, dottor Fro, c'è un'indicazione precisa? Possiamo rivedere le ultime 3 grafiche del servizio, chiedo a Marco in regia. No, la percentuale maschi-femmine riflette... Vabbè, no, queste sono nel nazionale, in Veneto, no, i vaccinati non possono essere 4C, 497.000 donne sono state vaccinate in Veneto e 303.000... No, questo è un dato, noi abbiamo fatto... Sì, non può essere 80.000 vaccinati, quello sotto è un dato nazionale. È un dato nazionale. Vediamo quella pagina dopo, questo è il dato e quello sopra, e vediamo la pagina dopo, Marco, questo è il dato nazionale. Comunque il nostro dato è questo, che riflette la percentuale... Ma è casuale, dico, oppure è una curiosità mia? Questo riflette la percentuale di operatori per sesso degli operatori sanitari. Gli operatori sanitari per il 70% sono donne. Ah, sono donne per questo motivo. Certo. E poi le donne dicono sempre comandano di più gli uomini, cerco di metterla su una battuta, però eccole qui, guarda, le donne 56.000 quasi, mentre gli uomini sono 24.500 più o meno, 24.400. Andiamo anche nella pagina successiva, se riesci a metterla, perché davvero interessanti i dati nel servizio di Denis Maran, che ci fanno capire anche davvero la rapidità. Da 50 a 59 anni, 22.000, ovviamente riguardano sempre, perché ce ne sono anche molto giovani, soprattutto l'ambiente sanitario, gli addetti ai lavori, diciamo, e per quello c'è un'età così giovane di vaccinati, no? Dai 30 ai 39 anni sono tutti personale sanitario, ovviamente, certo. Quindi tutti i medici hanno detto sì ai vaccini, o qualcuno ha detto che la no? La stragrande maggioranza ha aderito, io ho notizia di pochissimi rifiuti alla vaccinazione. E quindi diciamo che è una copertura per dare una garanzia anche a loro che sono in prima linea. Avessimo il dato nella popolazione che abbiamo nel personale sanitario, siamo a posto. Bene, senta, faccio un passo indietro e vado a parlare dei tamponi, perché oggi i tamponi si fanno anche in farmacia, ci sono quelli rapidi di terza generazione, dove poi è venuto fuori anche lì, non sono veri, sono veri. Però andiamo con ordine, i medici sono un po' contrari. Sentiamo cosa dice il presidente dei medici Criserà proprio inerente ai tamponi in farmacia.
L'avvio della somministrazione dei test antigenici rapidi da parte delle farmacie ha scatenato il malcontento dei medici. Il nuovo presidente dell'Ordine di Padova, Domenico Crisarà, ha già annunciato che partiranno le verifiche per capire se si possa profilare l'esercizio abusivo della professione medica. E questo, a detta di Crisarà, per 3 motivi. Il primo riguarda l'obiettivo del tampone, che serve non solo ad identificare il positivo, ma anche ad escludere un falso negativo. Tra il contatto e lo sviluppo del virus devono passare perché il tampone sia efficace, ma questo vale sia per i rapidi che per i molecolari, perlomeno 48 ore, 72 ore. Quindi se non c'è una indagine su quando c'è stato il contatto, si rischia che il tampone sia negativo in quel momento, ma 2 giorni dopo diventi positivo. C'è poi il tema dell'assunzione di responsabilità da parte del farmacista che esegue il test. Ci vuole qualcuno che certifichi, un medico, un biologo, che la procedura sia stata fatta in modo corretto. Non essendo refertato da qualcuno di valido, io devo comunque ripetere il tampone, perché lo devo andare a ripetere dentro una struttura che sia certificata per la validazione. Infine, il protocollo da seguire in seguito alla somministrazione del tampone. È previsto che in caso di positività il farmacista raccomandi al paziente di avvisare il medico di base. Ma non obbliga nessuno, come invece obbliga la legge, il medico, a fare la segnalazione al servizio di igiene pubblica, che è la cosa più importante, è la messa in isolamento del paziente. Il paziente potrebbe anche dimenticarsi. Cosa mi dice, direttore? Ma guardate, lo sviluppo anche in questo campo velocissimo che ha avuto la tecnologia ha permesso di passare già dai tamponi classici, quelli molecolari che hanno una procedura molto articolata di laboratorio, e che sono quelli considerati a certezza totale, insomma, no, a certezza maggiore. Ha visto svilupparsi rapidamente un vaccino rapido. Rapido vuol dire che la diagnosi ce l'hai in pochi minuti anziché in qualche ora, e poi anche il tampone rapido svilupparsi, oggi siamo alla 3ª generazione, e diventare anche sempre più affidabile. Allora io credo che oggi noi dobbiamo cogliere in fretta tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione. Ricordo che il tampone viene utilizzato da un lato per avere certezza di diagnosi, da un lato per fare screening. Allora ci sono diverse azioni che possiamo immaginare. Lo stesso Ministero ha pensato in tempi addietro di incaricare il medico di medicina generale di fare un tipo di tampone, e ha fornito direttamente il tampone. La storia si è evoluta, oggi abbiamo opzioni diverse. Io credo che dovremmo semplificare questa possibilità di diagnostica, anche perché le attrezzature, i dispositivi che vengono dati per fare questo tipo di tampone sono dei dispositivi a lettura immediata. Che garanzie dà, e poi verrò ovviamente alla domanda, che garanzie dà il tampone rapido di 3ª generazione? L'ultima circolare del Ministero dice che è sovrapponibile al tampone, quasi sovrapponibile al molecolare. Quindi quasi uguale? Cioè, quasi uguale, e quel quasi è nell'ordine dell'1% la differenza riportata. Allora il tampone è comunque sempre influenzato da come lo si fa e da chi lo fa, nel senso che un'abilità nel fare il prelievo del tampone è comunque richiesta. Nel frattempo non occorre più andare in gola o andare fino nel rinofaringe per fare il tampone, perché si va solo nelle fosse nasali, ma io ho visto questi dispositivi che davvero sono di facilissima utilizzazione e interpretazione, per cui non sono richieste particolari qualità, sofisticate competenze per capire se un tampone è positivo o negativo. Lo vedi da una colorazione, la macchinetta dà abbastanza garanzie, insomma. Ma a me sembra una lettura molto semplice e molto facile, e credo che la facilità di utilizzo sarà una delle questioni dirimente sulla diffusione dei tamponi, che ormai hanno raggiunto un grado di
capacità di individuare il virus abbastanza alto. Oggi il futuro credo che sarà molto la semplicità di utilizzo, qualcuno dice fino all'autodiagnosi. Ricordo che con l'ISTIC noi ci facciamo in autodiagnosi la glicemia, che non è una malattia infettiva, perché il dottor Grisara ha detto giustamente attenzione che i casi positivi vanno registrati. Posso dire su questo che le farmacie oggi accedono direttamente al programma informatico ed inseriscono i dati dei positivi. Senta, ha incontrato il professor Crisanti in questi giorni? Certamente. Cosa vi siete detti? Ma io ho detto... È venuto fuori un ragionamento guarda, che poi le farò una domanda, non voglio entrare in particolare, però così cosa vi siete detti? Guardate, io di opinioni o di questioni o di polemiche credo non abbiamo bisogno, non ha bisogno nessuno. Allora io richiamo a responsabilità, e anche con il professor Crisanti ho richiamato alla responsabilità di operatore del Servizio Sanitario del Veneto. Il professor Crisanti è un dipendente dell'Università di Padova in convenzione col Servizio Sanitario Regionale Veneto. Quindi è su questa barca e deve dare il suo contributo per quello che è in grado di fare, concreto, negli spazi e nei luoghi istituzionali per migliorare il nostro servizio sanitario. Le polemiche non servono a nessuno e non mi risulta che con le polemiche si portano a casa i risultati. Quindi bisogna, credo, incanalare le capacità che si hanno, dimostrare di avere capacità e metterle a disposizione, perché in questo momento quello che chiede il servizio sanitario è che chi ha capacità, chi ha soluzioni e chi ha idee le metta a confronto, verifichi se sono possibili e attuabili e poi si metta a disposizione con spirito costruttivo. Spirito polemico non lo accetto. Questo ha detto lei, l'ha detto a Crisanti? Ma lo dico a tutti. No, ma l'ha detto a Crisanti così? Assolutamente sì. E lui cosa le ha risposto? Il professor Crisanti, ne abbiamo parlato e io ho detto vediamo adesso nei giorni prossimi di costruire un rapporto che consenta di valorizzare se ci sono iniziative, idee e progetti da portare avanti. Ecco, senta dottor Froll, le faccio una domanda che non ho mai sentito, mi farebbe piacere sapere, non lo so, lei credo sia l'unico, lei e il presidente Zaia e Crisanti in merito. Io credo che nella prima parte di questa pandemia la regione, il professor Crisanti, lei allora era direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, chi ha lavorato nella sanità del Veneto, abbia lavorato bene per i veneti. La domanda mia, ma perché è nata questa diatriba Crisanti-Zaia? Secondo lei, se lo sa, se si può rimediare da entrambe le parti, se si può metterci una pietra sopra e collaborare per il bene del popolo veneto, se si può arrivare a questo punto, oppure se la rottura è una rottura ormai addirittura certi l'ha messa sotto un profilo politico e tant'altro, ecco, si può sistemare questa storia Crisanti-Zaia secondo lei? E perché è nata questa storia Crisanti-Zaia? Perché è inutile nascondere, se lei ne è a conoscenza ovviamente. Ma guarda, io vedo quello che vede la maggior parte delle persone, ho parlato ripetutamente di alcune cose con diverse persone del servizio sanitario regionale e io credo che ascrivere i meriti di una cosa ad una persona oggi non sia realistico. Ci sono operatori in diversi posti del Veneto che hanno fatto ciò che di meglio potevano fare. Non c'è dappertutto una modalità univoca di accesso alle possibilità e alle opzioni diagnostiche e terapeutiche. Ricordo semplicemente, se si riferisse ai tamponi, che a marzo-aprile facevamo 7.000 tamponi, oggi ne facciamo 20.000 di routine. Però bisogna richiamare anche che quando si è in una squadra, si è in una squadra e si sta vicini ai compagni. No,
E abbiamo sempre detto che i battitori liberi non fanno parte delle squadre. E condivido, una squadra di calcio deve giocare tutti per tutti, uno per tutti, tutti per uno, ed è vero. Però dico, quello che sta succedendo, ovviamente visto la gravità dei fatti, visto che questa pandemia è una pandemia dove sta colpendo ovviamente le persone, la gente muore, credo che più grave di questo non ci sia. Io dico, anche le parole hanno un peso, hanno un significato, incidono nella popolazione, ed ecco per questo motivo le ho chiesto se secondo lei c'è la possibilità che sia piattista la cosa e si possa ritornare a una normalità, visto il gran lavoro che tutti state facendo per salvare il Veneto e i cittadini veneti da questo virus. Non so se le ho posto male la domanda. Io ho semplicemente osservato che c'è un lavoro di squadra e nelle squadre sia dentro sia fuori. Quindi bisogna che siamo molto attenti quando parliamo e diamo giudizi o valutazioni sull'operato di altri, magari non conoscendo perfettamente ciò che c'è davvero in tutta la partita e nell'impegno che sta mettendo la squadra. Allora abbiamo luoghi e sedi dove ci si esprime e ci si confronta, e se ci sono opzioni migliori da mettere in campo le discutiamo con chi le deve mettere in campo, e chi deve metterle in campo è il servizio sanitario e gli operatori del servizio sanitario, non sono le trasmissioni televisive e i giornali. Non c'è un incontro, ho capito. È stato molto chiaro, io pensavo che si potesse sistemare la cosa, invece lei è stato molto No, non chiaro. è che non si può sistemare. Allora, le cose si fanno nelle sedi istituzionali, si fanno nelle sedi di lavoro e non si fanno proclami a caso. Non si fanno proclami che offendono il lavoro di operatori che lavorano seriamente e danno il massimo e danno tutto. Quando lei dice sanità veneta sotto pressione, noi parliamo di migliaia di operatori sanitari che sono sotto pressione. Allora, ci sono cose che si possono fare meglio, si discutono insieme con quelle migliaia di persone che sono sotto pressione. E se si può, si fa meglio. No, lo sa perché ho detto questo? Perché Crisanti in tempi non sospetti disse, qui ancora a settembre, ricordo, se non ricordo male, disse bisogna chiudere 2 o 3 settimane se volete che poi a Natale possiamo tenere aperti, e tutti l'hanno deriso, ma sai cosa dice? Non la parte sanitaria, parlo alla gente normale, non voi, e tutti l'hanno deriso, ma cosa dice? Dobbiamo lavorare, quello impazzito, via scrivendo. Poi ti accorgi che i fatti danno ragione a lui, allora dico, se ci sono degli scienziati e delle persone brave, perché non devono lavorare assieme per la comunità? Tutto qui, poi se è difficile, è difficile. Ci sono degli organismi scientifici a livello nazionale e a livello regionale. Quella è la sede dove si lavora. È stato chiaro. Vado in pubblicità, rimanete con noi, abbiamo tante cose, dobbiamo parlare di pediatria, dell'ospedale di Padova e ovviamente anche degli altri ammalati, perché non si muore solo di Covid purtroppo, ma anche di tante altre cose. Tra poco.